Raffica di assalti ai bancomat. A metterli a segno, secondo gli investigatori, un commando criminale di nomadi che colpiscono tra Emilia-Romagna e Veneto. Puntano un istituto di credito, poi in piccoli gruppi con passamontagna e guanti si avvicinano con un carro attrezzi e 2 auto rubate poco prima. Il carro è l'ariete che sfonda le vetrine e sradica il bancomat che viene trainato in un posto sicuro. Infine la fuga a bordo delle macchine prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Con questo sistema sarebbero stati messi a segno almeno 7 colpi l'estate scorsa. Il 4 luglio tocca alla filiale della banca Alto Vicentino BCC di Marano Vicentino con danni per 60.000 euro. In quell'occasione però il colpo va a vuoto, si inceppa il carrello del carrattrezzi e i banditi sono costretti a fuggire senza bottino. Oggi però scatta il blitz dei carabinieri che nei campi nomadi del nord Italia arrestano 11 bosniaci di etnia rom, eseguendo 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 ai domiciliari. La banda dei professionisti del bancomat è stata sgominata? Ce lo auguriamo. Se le accuse fossero confermate anche in sede processuale, sarebbe interessante sapere quanto i colpevoli resteranno effettivamente in carcere.